Il Montesilvano per inseguire il sogno della salvezza, la Roma per blindare il secondo posto davanti a noi, due squadre con obiettivi e valori molto diversi, ma sui campi 40/20 nulla è mai davvero scritto. Con calma da Vanelli che prende il centro, il taglio di Neroni alle spalle di Dincecco. Neroni può calciare da lì, mette in mezzo Pratico e il gol della Roma, vantaggio immediato dopo 34 secondi. Primo contropiede vincente da parte della squadra di Miss Gaiardo. Arriva Prenna in velocità, il break da parte del Montesilvano con Dincecco, Farinelli dal limite che para. Bertè lascia scorrere per Farinelli che è uscita dai pali, la pressione di Dincecco intercetta Masciulli, la porta è vuota, calcia Masciulli fuori di un soffio. Pallone in mezzo, Praticò raccoglie da Farinelli, poi brava Spadano a andare con il destro, palo, gol, il pareggio del Montesilvano 1-1 al 5:34 dall'intervallo. Conclusione insidiosissima, precisa. Cerca spazio per servire Masaro, poi si mette in proprio con la conclusione, fermata con il petto da Ceccobelli della distanza, Vanelli che centra la porta, l'esultanza delle giallorosse che tornano subito in vantaggio con Gabi Vanelli. Masaro prova a far passare per Spadano, poi con i piedi Farinelli allontana Ortega che svirgola ma riesce comunque nel suo intento. Ceccobelli cercata a sinistra, pallone prolungato per Bertè, cerca di allontanare Masaro, la porta è vuota, Spadano ha calciato e l'ha messa in rete, 2-2, doppietta di Zoe Spadano. Matricciani, Prenna, pallone pericoloso di prima, Praticò, nuovo sorpasso delle giallorosse con la doppietta di Silvia Praticò. Sale Spadano, servita bene Bertè, spazio per il suo destro, arriva la correzione di Praticò con l'anca per il gol che porta la Roma sul 4-2 e per la tripletta della numero 10. Spadano trova Ortega sul secondo palo, il tocco da parte di Masaro, pallone che finisce in rete, -1 del Montesilvano che rimane aggrappato alla partita. Vanelli all'indietro, Tampa, Praticò con una suolata e poi la conclusione con il destro. Tampa recupera, la porta è vuota, va Neroni sulla linea, Ortega, poi il rimpallo e Vanelli che trova il bis personale, il 6-3 della Roma. Finisce così quindi sul risultato di 3-6.